Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationem tuarum, dele iniquitatem meam. Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Si denunzia al Santo Uffizio, qual mentre certe donne superstiziose di Palazzolo, soggetto alla mia cura, contro ai riti di Santa Chiesa e della vera e sana religione, per impertrar la pioggia dal cielo la notte della Pentecoste alle 5 ore di notte in circa, andavano processionando e lustrando la villa dentro e fuori, cantando a due cori certa sua canzone che incomincia schiarazzola marazzola, a marito ch'io me ne vo. Intravano a cantar queste parole e donne infami e maritate, e spesse volte si aggiungevano il falalela. Ah, vemiculi. Anche molte volte a vedere l'ussorelli che si pone sulla plana del Friuli, e che l'asse da Urdisse, che maravè, e che l'ancura,
io quai soi, mi mening a voi. Certo, sottovalutando la pena che mi riservano le pieghe del piede. Per poco non tardavo fino a perdermi nella tenebra del bosco. Se lande dai miei bai, iles da ur, mio quarpa, e produce res un timp masse scancarate. Bai disombolaz. Ecco la mia pietra, questa cima, il castello di Ragogna che mi protegge le spalle, mentre gli occhi seguono il movimento sinuoso e maestoso di questo dio, serpente d'acqua, che fugge eternamente dai monti verso il mare. Non mi sponci niune colpe per vei vedut da perdut creaturis vivis e spirituals intelo creat. O sint la vostre vos tilment, la vostre musiche lente ma salvadie, lu vostri movisi cal si fas bal, che li stes bal di gaudi e santitat, che vedei inta l'udì che lu Signore Gesù si presentà dinanti me insium. L'usita al pareve la plae di grau, indulà che io vedei l'umar per prime volte. Lu Signore al balave e la sua bocchie e rideve. Mi disvelà lo so displasè, per vie che io vanzei no conto in soghionle. Prim dalis lacrimis parlazer, e prim dal suo gran dolor, dopo che lo tradirin. O soi un vieli ormai, o soi strac. O ares di polsà e sparagnami di questis matetats. Finca su, o soi vignut dalla mea aquilee, per domandare con sei al rimit. Lo non so, non lo sai. Clamin lu sant, la chest non vuol di gran. O speri soredut cal sei di un crei, per poter confidarmi. Un incompromesso, come San Giovanni il Battista, nei pressi della cui piccola pieve egli vive. Mal che vada immaginerò di fabulare col decollato, condividendo un piatto di locuste. Quante leghe ancora per il romitorio sul monte di Moris? 2, 3 ore, alzerà in mo un gran travai. Gli splai stalpit e te gambe non vi dan pas. A disin che sei anche om che le bon di curà e vuori, sicuro, un sant. Saprà di già che io sono un presbitero sospettato di eresia e necromanzia? Magari lo indovinerà per chiaroveggenza, o forse per il pettegolare di qualche paesana che si ferma più del dovuto quando gli porta le vivande. Ascolte le musiche sante che ven fur purissime dagli creaturis du vintor. Zorzi, ascolte, duar, ed avente quel che tu has di essi. Cence domandati cui che tu seis e cui che tu saras. O soy yo, un benandán. No, soy yo. No, yo, Tas, bestie. Boboroso. Que tú serás tú. No, tu. Tu has tu, la chiane di sol. Strie marango. E in allora, io fas dalle hierbis medicine. Tu sei fie dal diavolo. Busarone cuditie, rasse d'imposture. Io ho cognos la favela dal diavolo. Sbilfs e tringu. Carapazium et vollanellis, che la furfanzia te smeneghi. Foreste, folca ti trai. Maledetto contadino, sporco di terra dalla sera al mattino. Un ramarro ti castighi, che di svelito intrighi. Vigliacco e fumigadore, tu abbruci a tutte l'ore, che di vin stagnante acidissimo fai sfrenato uso et rapidissimo te ne fughi in la cantina, sempre a bever, dalla sera alla mattina. Zitti chiavi, sbudieri.
Chi sei? Chi tu es? Unde venistis? Chi sei? Sappiamo chi sei. Chi sei? Giungesti da Parma nel 1560. Paga l'os del calice e torna a principiare il tuo Sappiamo chi sei. Chi sei? Da dove giungi? Da dove giungi? Chi sei? Chi sei? Unde venistis? Paga all'os del calice. Sappiamo chi sei. Giungesti da Parma nel 1560. Sappiamo. Seisalkest per Larili. Torna a principiare i tuoi Vos. Vos intercetantis vos. Tu es. Giungesti da Parma nel 1560. Ma cerazze di vos sono, chesca. Nodoprin la favele strambe dai lux che mi andà tricet. Chi sei? Che lenghe colme di sunors misterios. Tu es. Qua imparata a veaciar. Sappiamo chi sei. Chesc. Unde venistis? A son suns di favelis pusticis. Da dove giungi? Di lenghis dal podè. Lu qual di simbri, os chiampi. Sono da 4 anni il reverendo, ma non sempre riverito, maestro cappellano della chiesa di Aquileggia. Chi sei? Desiderate sapere altro? Da dove giungi? Sono giunto nella patria. Da dove giungi? Chi tu es? Voi dunque siete mandati dallo capitolo de Udine. Sappiamo chi sei. Chi altri potrebbe fare interrogazione su domande delle cui risposte ha conoscenza? Giungesti da Parma nel 1560. Ho qualche denaro da parte? Paga l'os del calice. Abbiamo temperato i miei mestieri. Sappiamo. Ora sono chi ivi sei. per un consiglio che dipani le tenebre che mi ingombrano l'intelletto. Dimandatevi, prezorzi, l'imperoché della tenebra che cala sempre più spesso nella vostra mente e nel vostro cuore. Oh, chi parla? Versin zie. Chi siete? Questa voce io ne ho contezza. Da come trasalgono i miei sentimenti deve avermi già deliziato. Sapete ben chi io sono. Ego sun Ecclesia de Jure. Ich bin der Gerechtigkeit. Io sono la giustizia. Non ricordate chi io son, prezorzi? Ah, come capis. Sì. La vostre modestie e gli sic una presentazione. 3 anni da spo da lei mi rivade. O pensavis che il fos lo timp di dammi lu ben vignut da questi stieris. Annus horribilis. Is inquisitions, la istruttorie, lu process. Is al stat alc la che noves fatis falopis? Novevis nuie contra di me. Noves nuie. Allora? Ce vuelis tu in mo di me? Perché vi rivolgete a me in questa lingua? Noise forsit la favele dalla tiere che ovaresis di curà con amor. Io sono il servo della città di Dio, ove si aspira a parlare una lingua universale. O sei un sierf, che stare sicuro. E alzares un onor. Se dome ius sierfs, no odeassin ius sierfs. Io nulla e nulla sono. Sì che dunque, no tu vuelis nue di me. Anche se siete stato assolto, è nostro piacere tenere viva la memoria dello pericolo in cui potete incappare a causa dei vostri, diciamo, sentimenti corrotti. Non dimenticate voi, così come non dimentichiamo noi. Non obliviscar, la denunzia di Cristoforo de Susannis, le vostre ricette a casa di Monsignor Lattanzio Tingo, una pelle di cagna nera da tagliare con un coltello di canna, con tale Scipione a Villalta di notte, a veder comparire diavoli e fuochi sospesi, e una bella biblioteca, secreti diversi et miracolosi dell'eccellente Gabriel Falloppio e altri segreti del messer Leonardo Fioravanti, medico bolognese, per non dire Axo della sfera dei Piccolomini e anche l'arte divina della chiromanzia raccolta dalla eccellentissima scuola dei filosofi. Ed Erasto, e dei miracoli di Giovan Battista Porta Napolitano, e opere dell'antica et onorata scienza di negromanzia de messer Annibale Raimondo Veronese. Vi siete appassionato ai miei interessi come pianta infestante, quam insano convolvolo. Non dubito che in codesti anni, in cui fui vostro pensiero dominante, ne siate diventato inconfessabilmente più esperto di me. In ogni caso me ne compiaccio. All'epoca dispiegai che l'eresia, per essere combattuta e corretta, va di profondo studiata.
Voi grandi inquisitori fate bene ad avere più attenzione e anche più pietà, sia di chi sa, sia di chi ignora, perché tutti sono nella fede. Popolani, malati, musici, tutti. Ben affabulate, Prezorzi, la favella non vi difetta, ma tutti dovrebbero saper che siete homo per gli amici. Avvezzo alle armi che vedo portate ancora con baldanza. Si dice litigioso e amico di benandanti, benandans, eretici, analfabeti, unofli che bosevichte. E voi, che continuate ad esprimervi nella lingua di quei contadini. Homo per gli amici, concordo. E poi, sì, benandanti. Gente del popolo, nati con la camicia, pieni di devozione. Combattono le streghe nel nome di Cristo. Sarebbe bene lasciare loro pregare come desiderano, come sentono, come hanno imparato fin dai tempi antichi. È inutile che fingano baldanza di tempi antichi. Ciò che è antico è morto. Cercano di tornare al passato come cani che ingollano le proprie feci. Ma se abbiamo edificato basiliche sulle fondamenta dei templi di Cibele, potrò ben io appoggiarmi al bastone dei benandanti, soprattutto in ragione della dolente riduzione della mia gamba. Il dolore fisico che vi siete procurato è conseguenza di una fede malferma. È un ricordo di chi si presenta come giustizia, ma preferisce le armi della paura. E vi dico in verità che chi sarà dopo di noi saprà della vergogna, della peste che i signori e anche i capi della Chiesa hanno usato per terrorizzare i poveri e domare le menti libere. Non vi è nulla che i villani temano più della libertà. Parlate di deboli, viziosi, inetti. Vedranno la guarigione che sarà donata loro come il più grande dei miracoli. Li libereremo dalle sofferenze. Dopo averli miracolosamente moltiplicate per spaventarli e tenerli sotto i vostri piedi. Uomini di medicina incorrotti ci hanno riferito che i cadaveri da loro esaminati non erano tutti morti di peste, al contrario di quanto riferissero gli uffizi municipali. Può essere necessario per i potenti mentire, per andare incontro alle debolezze dei più. Possono essere necessari il caos e il tormento perché nasca il desiderio dell'ordine, un ordine che infine sarà divino. Allora principiamo a fare ordine da ora. Vi invito a non sollevar quistioni e a rispettare dunque la sentenza del capitolo che mi vede soggetto d'innocenza. Non vi è motivo, né tantomeno piacere personale che giustifichi la vostra visita. Vi prego di lasciarmi i miei affari. Vi lascio ai vostri affari, certo. Vi consiglio di fare in modo che siano alla luce del sole, con mani giunte e pulite, non impiastrate di latte di donna, rabarbaro, agarico, diagridio, voloarfmeno. Addio, Prezorzi. Ah, e il Westri Furlan. Alien Cimò che il di un forest. La chiose più importante e è che io vedi capitolo cur di cui che lu favele. Sta pur sigur che lis mes mans saranno in croce, ma ben imblauciadi scoionzinsko sa io, e che alquanto conforт ad ai malats. Che vo o voles tombadece, sicum memento mori. Chi sono io? Sono io un barbaro o un civilizzato? Vegno della civiltà, paschiam bande un mont grivi e salvadi, o al contrario sono io un nemal sedusut, panedade di timp, di che è fede pustice e fine, che si clame musiche. Anche adesso risuonano in me le musiche bellissime che a Parma sentivo provenire dal palazzo della Pilotta. Ogni tanto riuscivo a gettar sottile sguardo che dame, che cuochi, i Farnese, mecenati li Sfarzo. Quando giunsi in queste terre all'inizio tutto mi sembrava più cupo, più triste, ma ben presto ebbi a ricredermi.
Le cose, se ben osservate, non sempre sono scellerate. E vagando per osterie e taverne nei paesi dei dintorni scoprì gente strana, con la luna nella testa, bizzarra e generosa. Di trat in trat gli parevi un tic matarans, kicit öriltek. Si cuchei ongiers, qui quai dispes o favelai in chesti stieris. I discendents, dagli stes che li svolevi intant savoltà e sdrumà, bastata ungarorum. O sint, alquante fadie. Qui sa se occhiatarai russante, lassù. O hai di favelato in qualche luna, che avevi avuto la fuarcia di restare o tornare alla risultive. Là, che non gli hai più in musiche, né artifici, dove l'uccidi noi. Et peccatum meum contra me est semper. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci. Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tue manifestasti mi. Asperges me, Domine, issopo et mundabor. Lavabis me, et super nivem dealbabor. Cenot furt alvade. Mi torni in mente tantis memoris. Cum ossi, o sint la sponte della mea uniche colpe. La mea bambine. Indula sarai la mea bambine.
o hai perdut per sempre lo tempo la che ovares volut strenzile. Forse la unica significazione di tutta la vita non è dedicarsi a se stesso. Cerchiate sempre la scusa per pensare per sé. La più grande è proprio l'utroi di cognoscenza. Quando che tutte la sapienza forse si lecchiate in la dedizione al prossimo. L'ho persa nello strano mondo. La vorace violenza dei saccheggi, la disperazione degli seni rinsecchiti delle madri nelle carestie e soprattutto le pestilenze. Ne ho viste 4 oramai e con ognuna il potere è riuscito a stringere alleanza. La peste sembra anzi il suo nutrimento, al punto che mi sono chiesto se non vi fosse qualche segreta prece dell'alto clero a provocarla. Al contrario, lo popolo mi dona lo sens stesso della libertà, mostrante la fuarcia di tante fede, tante speranze. Anche là, che tutta gli era scuro. Io furlans cabale in l'udì e anche la notte, intanto che gli splais wasti s'adam fur un tuf stomeos. A son stramps io furlans, come se dentro i vie applatassi un maghec ruspie misterios. Ho sint la mia anime fruciate e sanganate. Cerco il senso della terra. Chiale culì, c'è da voi. Non è giusto. Non si impie. Vele che t'accaluma. Chiale. Vele che si schialde. Son tenebile grampe di datura stramonia. L'umasanà di giuscuiamo neri. I sopo. Aghe chialde. Gras di tas. Codare di farc. E quancare biel chialducci. Onzi ti par bene. E ti porterà via, tant che luaia. Ti vedei a fare sto sociaris. Strie. Sì, strie. Ma quando sven il mal di notte, lo bugnante al cul, la ghianduse, la fiere scrovarie, chi di me o vigni saparassi, so da me ale. Che code a novasu che agnele. Sia di sta sempre a nom di Dio. E qui stai al di fur. Dio ale da perdut. In talis plantis, in taiu arbui, in talis fueis, in taiu animai. Forse tale anche più di un lui. La tas non sta blestema. Sent cui calchiacare, tu e io ti hai benandans, fevelai sicuiu mas. O vais la notte in te campagna batesi, ma va sul mus. Fermiti, disgraziat! Alezzata l'un, gli figliu miei, che quinta lis feminis all'alce di spes lis mans. Lassi le sta. Bulo plevan, insegna la crianza a quel villano. Viostu che quanco vola, anche io arrivi ad ora a fevela la lenghe degli nobili. No hai dubbi, sputa nera. Sul fatto che tu sas c'è tanti schiosis plui di che tu disis. Non sta dai orele, prezorzi. È solo la possessione di Asmodeu. E ie, alleiu ghiaul con la cotule. Lu ghiaul. Se tu savessis, fradignò, la che si plate, in siz che non si può sfigurare. Sas tu, che non lo hai mai confessata di nessuno. So reduta ai fraris inquisitors, se di no, non sarei sculi. Ma io lucchiatai, in mo quanto coglieri picciol, ad entri gli smuris di Parme,
E sta sicuro che come dentro di ie non le ha sta nessun Asmodeo. La unica entità che la comanda è un nomenat, che è Strange Luquel. Per trovare la santità bisogna credere fermamente, con convinzione, senza abbandonarsi alle superstizioni dei bifolchi. Sei venuto fin qui per purificare questo luogo. Io sono una protettrice di pescatori. E tu sei un pescatore di uomini, vero Felice? Non temere i fallimenti. Lenirò il tuo turbamento e ti darò la quiete che meriti. Le reti saranno presto piene. Non dovrete più gettarvi nudi in acqua per la vergogna quando tornerà il Salvatore. Non c'è bisogno di attenderlo. Quanto a lungo volete ancora aspettarlo? È già qui e parla con la nostra voce. Il gregge sta per essere riunito in un unico popolo. Ma non c'è gioia negli uomini. Dov'è il regno promesso? Daremo loro ciò che desiderano. Una mente innocente di bambini che non conosce il peccato e non sa distinguere il bene dal male. E tu, Felice, non desideri una mente innocente. Vuoi vivere nella sofferenza di chi è costretto a tenere lontani gli altri dall'albero della conoscenza. Hai sofferto a lungo per le tue penitenze. Sei venuto fin qui perché io potessi offrirti la purezza che cerchi con tanta disperazione. Ti ascolto. Come posso compiere la mia missione e affrancarmi da questo peso? Ascolta senza paura e saprai finalmente chi veramente sei stato.
ciò che veramente hai voluto. Tu l'avevi occhiatato, bambino? A ieri lì, proprio da lì, faccio soltanto un cai. Per me, robe che non mi fa inciopedare. Di troppo tempo eri lì. Di 3 giorni, a sbarrientando messe de sense. In tale iglesia, pari e mari, si voltare, e lui, a ieri sparito. Tutto il paese lo ci rida perduto. Vuacamens dai chians, in te selve, la int che clamava. L'uvo già disperato de mari. Perché non lo veso menato in paese? Perché che mi veresse in di sicura delle colpe a me. No, sai, al dito c'è chi era capitato. Lo so sentimento ieri di un'altra banda. Dopo che gli genitori lo chiatari, non l'ha proferito parole per 2 anni. Quando lo chiatai, o vedi come da io vestis e convincilo a mangiare. Al fuoco come badà di un bambino appena venuto in tutto il mondo. Troppo sangue, Veviel. Forse 7 o 8. Aveva reclamato un dai chians e così lo chiatari. Per mio conto non si saprà mai noia, dice che capita. Lui non lo favelerà e per sicuro lo colpevole agli oltre di protezione buona. Salacor propit dal puest, là che si varesse di conservare la virginità, si con tesauro. Uomans dal scur a spudin sulla purece, e a gioldina foropale. Loro, acchiati in nutrimento in tala pore, in tal orror che vive la innocenza quanto che si la disconsacre. C'è molto platassi di tante tristerie. Quando che ho sentito sa favelà di paz e sicurezza, tigniti in mente che gli è proprio alia sta la perversione. C'è peso prontato. La plante mestre. Oh, giusto c'è che mi covente. Sei sicuro, predi, di voler doprà che non zint? Vo, o se su nome di Dio, vi saizzi che la planta gli è mestre. Pensai che Dio avrebbe timore della materia? La natura gli è sacra. Saveso a dimi là che Dio non avrebbe residenza, ma saveso a di non hai teme, non ho timore. Vorrei essere un uccello che plana su questi paesaggi ancestrali, sui giganti di rocce che osservano il mare distante oltre la verde pianura secca. Sentire da lontano questo coacervo di voci e suoni misteriosi. Voleresti essi un chian vagabond che al sinte per prime volte senza capire che ste ande così dure, così dolce, così musicale, così penze. Ancestrale come i paesaggi che le hanno fatto da culla. Voleresti viaggiare fur da gno quarpe, chiapà formis novis, sicum benandante, calzas quindi lis propris preieris integlatile di unesuris, per inclapà l'umal, ulis formis pui umis e pui sveltis. Ma ora che tenebre facti sunt, antica eterna sapienza rivelata da Cristo, che il Cristo ha riacceso togliendo innesco a tutto ciò che per millenni si è eretto sull'orrore dello umano sacrificio. La sapienza che ora è di nuovo assediata dal lamento di una vecchia malvagia che vede il suo volto di strega riflesso in ogni cosa.
State confessando pratiche pagane. Vi siete salvato dallo santo tribunale, ma la vostra anima è comunque persa. Dannato voi, dannate le vostre opere, scritte e pubblicate col favore dello diavolo. Lo ballo degli caproni, di femmine invereconde, di Fleischschlost. Hai sempre veduto chiosses, res, dinge, dolkokot. Io ho veduto la mia venuta dal mondo. Meine Geburt. Io ho visto la mia nascita, lo disei a me mari e venire in gius grisui, perché che la descrizione della stanza è perfetta, ben offegate. Che stanze e fo strumate dal fuoco un mes da spo della menassite. Ricordo un gran freddo, le braccia roride in un recipiente, delle ombre su di me. O Dius dal bosco paraimi, o Erdök Istenei, oltal mazdatok, Isten, Nesram, o Viot, cavaliers granch, che mi vengono inquintre. Hrvatski vitesi, placenici, placeme, gele limene, ce voleso. Cosa volete, grande inquisitore? Mantes veis, un testotes. Impedirti di continuare il viaggio. Impedirti di incontrare i demoni notturni che ispirano le tue danze e traviano il popolo. I demoni che tu mi accusi di incontrare sono quelli che si agitano nelle carceri del tuo spirito. Quelli che non avesti l'ardire di sfidare sono odierni tiranni e padroni delle tue pessime paure. Le stesse paure che vuoi imporre a chi vuoi sottoporre a dominazione. Io ho avuto il coraggio di sfidarli e vincerli fin da infante. Ho avuto la forza di respingerli, così come ora respingo te con loro! Tu non hai potere su di me. Mentre mi innalzo verso la terra dei padri, Heimat und Vaterland, mi elevo sopra boschi infiniti, su sentieri di cime impervie, solcando acque di torrenti impetuosi, fresche. Io vedo donne fiere e uomini divoti. Vedo i combattimenti notturni per impetrar la pioggia. Vedo fuochi sospesi nell'oscurità. Io vedo la realtà del non visto. Verranno tempi in cui tutto isto andrà perduto, ma i padri, nella loro terra eterna tra essi benandanti, custodiranno nel tempo lo segreto delle terre e degli popoli. Tutto ciò che appare andrà perduto, ma non lo segreto degli furlani. Non posso arretrare ora, devo continuare il mio viaggio, devo auscultare i suoni segreti delle cose, i movimenti inudibili dello mondo e poi riportarli giù per quelli che resteranno dopo di noi. Io devo lasciare la musica degli canti e degli balli degli popolani, scritta, consegnata nel tempo, perché si canti e si balli, per cantar et ballar d'ogni sorte de strumenti. Le donne delinquenti sono le infrascritte. Veneria, moglie di Battista Dusso. Catarina, figliola del Quondan Piero di Dorlì. Maddalena e Lucia, figliole di Piero di Bino.
Suanna, figliola del condan Alvise d'Agnola. Catarina, figliola del condan Valentin Carnielo. Domenica, moglie di Zuanne di Marco. Maddalena, figliola del condan Marco de Marci. Maria e Maddalena, figliole di Marco d'Agnola. Maria Alessandrina, vedova impudica. Fiori, moglie di Francesco Marcolina, cantavano tutto il giorno quasi in sprezzo. Ego presbiter Bernardinus, morra vicarius, curatus, palazzoli, manu propria, die decem, iuni viginti, quatuor 1600. Aquilis in svol. Anche io viot dai ci, da tiere dai paris. Ich schwebe. Tutti i malefici spariranno. Ich aver. Dopo essere stato versato a fiumi, mint germe chi köny, sarad fel. Dosta visce ratova, huge, se plesus feta, tornin al grand bal de vite de muart. Dula sino. Quale ore ise cheste, de nestre vite. Ego te absolvo et populo omni rara aczione, che li stelis, iu mons e iu astris appuart in vie, iu nestris voi, iu nestris curs. Che lis nestris animis voladis acor in lizeris suli notis dai bai e dai chians, fin tremai che la muart non us chioli tal sosen. La natura nus conte ogni chiosse. E anche che la craciule et en lontans iu spirits malin espauris un diaul e mande vie iu demonis dalla famiglia Arlecchini. Balli, canti, purificateci. E ancora vi dico in verità che chi sarà dopo di noi saprà della vergogna, della peste che i signori e anche i capi della Chiesa hanno usato per terrorizzare i poveri e domare le menti libere. Io no, offrin la nestre muart. Si svicina la fin. L'oscur al taponarà lut. Lubal nus delibere. Iu suns, iu arbui, iu quarks, dut alle sacri, dut si mov, e lo firmamenta al darà bon accet, e al sanarà l'unestri dolor. Ad saltare! Tanz! Plecite! Tanzo yatok! Danzate! Balait! Balait! Che scusi, bonom, o hai pore di vecchia pat, lo troi falat. Ma sa la cor, si sino zacogna suz. No crot, paron. Vo veslande dal pellegrin. E io, di quanche pure me mare è morte, requili che è, noi chiaminat per più di une mie dal luc, in là che ho ieri noi altri che un voluciut, taccata alla testa. E che ma sono gli utiermis del chiams del mio paron. Ma voi, sei stati già lì? No, è proprio perché mi sono perduto. O so da ora Cirilla che lei sta all'urimit, che io clamai sul sant, per domandare consei. Allora faresti il mio ora attaccarsi alla coda del mio chiam, perché attacca con sei
io sei onesto. Lui di sicuro andrà più sgrimie. E poi, con lì, non è nessun rimitto. Ma se è capitato? Is er forse morto? No, credo che si può morire per un par di pedate al culo. Semmai avrà di stare in peace per via del mal che fa in gli sclappis. Ioisus, c'era bononis che mi contais. E se avevi al fatto di così terribile. Domenica estate, ieri è appena finita il mese grande. Tutto il paese all'era sul sagrato, lì a Tor. Furché lo mulinare Sofia. Se non essi sentito un blestemon di che arrivava dal bosco. Ma così forte, che per un pelo non faceva rivolchiare gli schiampanis. E dos verdranute, avrà chiampato anche l'imbast. E mi ha semeato che le nostre predi al fosse diventati di botte sclop plui cocion. Insomma, per fare le corte, nostri signori all'era stato chiamati in cause così malamente, proprio da rimit. Perché lo mulinare all'era da ora, legnalu, ben e non mal. Per via che non dimostrava nessuna riconoscenza per il fatto che Sofia era stata esemplare di un santo, intanto che la poverina portava di mangiare. Lo mulinare all'anche scouvierto, che in realtà all'era un lare stiampato di vencion e che faceva finta di essere un buon uomo. In pratica, avevo mantenuto un lasaron massa passato per non sai troppo tempo e che schi a son robononis. Gracionis. Gracionis per da buono. Orpa, mi dispiace che lei è venuto finché su per di band. Ah, no. Di band proprio te no. Credemi. Che Dio us dei dal ben. Mi raccomandi? Sar, avevi ragione voi? La fantate. Noi è triste.